arresti, sequestri per più di 3 milioni, alcuni dei numeri della nuova operazione contro l''ndrangheta a nord-est. Il procuratore Cherchi parla di fenomeno radicato. 8 persone sono risultate positive al Covid dopo aver partecipato a un funerale all'aperto a Padova della comunità camerunense. Appello della ULSS ai partecipanti: contattate gli uffici. Nella partita Stato-privato i Benetton accettano l'uscita graduale dalla compagnia sociale, intanto i sindaci della Marca si mobilitano e si schierano con la famiglia. Duplice sciagura sulle montagne bellunesi, una donna di 54 anni di Ravenna è morta sul Monte Coppolo, mentre un pensionato milanese sul Padon. Election Day, il 20 e 21 settembre, dopo la decisione del governo arriva anche la firma del governatore Luca Zaia, si vota per comunali, regionali e referendum. È stata la fanfara a chiudere ieri sera a San Donà la giornata di commemorazione dei 4 ragazzi morti un anno fa a Jesolo. Vogliamo giustizia, dicono i sindaci, appello ai giovani del sindaco Zoggia. Arriva il gin al radicchio tardivo di Treviso, l'idea di un giovane imprenditore di Roncade farà concorrenza a quello della regina Elisabetta. Buonasera e ben trovati in diretta con l'informazione regionale dei telegiornali di Antenna 3. L'avete sentito dai titoli in apertura, le infiltrazioni dell''ndrangheta a nord-est. Non si può più parlare di infiltrazioni mafiose, però dice il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi nel corso della conferenza stampa in procura tenutasi questa mattina, dove sono stati illustrati i dettagli dell'operazione dei ROS che ha portato a ben 33 arresti. 33 misure di custodia cautelare, numerose perquisizioni, oltre 100 indagati. È questo l'esito dell'operazione Taurus condotta dai carabinieri del ROS di Padova per sconfiggere le infiltrazioni mafiose nella nostra regione. E con il supporto dell'Arma Territoriale in Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Calabria. Sequestri di beni mobili e immobili per un valore di 3 milioni di euro. Le accuse sono di associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina, usura, ricettazione, riciclaggio, turbata libertà degli incanti, furto aggravato, favoreggiamento, violazione delle leggi sulle armi con le aggravanti mafiose. Destinatari sono esponenti delle famiglie calabresi Gerace Albanese, Napoli Versace, stanziate a Somma Campagna e in altri comuni limitrofi del Veronese, ancora una volta territorio protagonista. Questa modalità dell''ndrangheta è stata riscontrata non solo in Italia ma anche all'estero, quindi modalità di espandersi e di radicarsi sul territorio sfruttando quelle che sono le presenze di associati all''ndrangheta che vivono e operano ove portano avanti criminalmente la struttura delinquenziale. Tra gli arrestati 2 albanesi residenti a Paese e un kosovaro nel Trevigiano, più un vicentino. Per il procuratore Cherchi si può ormai parlare di un vero e proprio radicamento. In questi 2 anni mi pare che abbiamo fatto circa 200 misure cautelari, quindi parlare di infiltrazione sarebbe una cosa che non delinea effettivamente la gravità della situazione. C'è un radicamento profondo della criminalità organizzata nella regione. E sono soggetti che vivono qua ormai da tempo e da tempo anche svolgono attività criminali, soprattutto nel riciclaggio. Grande capacità infatti è stata dimostrata proprio nel trasformare denaro illecito in denaro pulito, con totale autonomia gestionale, inquinando passo dopo passo l'economia. Le indagini continuano. E 8 persone sono risultate positive al coronavirus dopo aver partecipato ad un funerale all'aperto a Padova organizzato dalla comunità camerunense. Appello della ULSS ai partecipanti di contattare quanto prima gli uffici del Dipartimento di Prevenzione per eseguire i tamponi. 200 persone riunite in un parco all'aperto per commemorare un connazionale morto in Camerun a febbraio. La cerimonia funebre, organizzata dalla comunità camerunense, rischia di trasformarsi nell'ennesimo focolaio di Covid. 8 persone sono infatti risultate positive, per tutti è stato disposto l'isolamento e sono già stati eseguiti i tamponi ai loro contatti più stretti.
Il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 6 Euganea vuole però identificare ed eseguire i tamponi su tutti e 200 i partecipanti al funerale che si è svolto lo scorso 4 luglio in un'area limitata dell'ampio parco pubblico Fenice in via Lungargine Rovetta a Padova. L'ULSS 6 Euganea ha inoltrato la comunicazione al prefetto e al presidente della conferenza dei sindaci allo scopo di raggiungere il maggior numero possibile di partecipanti affinché si palesino per sottoporsi al tampone. Anche la comunità camerunense è stata invitata a collaborare fornendo contatti e divulgando l'informazione tra amici e conoscenti. Al momento circa una quarantina di partecipanti sono stati rintracciati. Le persone che hanno preso parte alla commemorazione sono invitate a telefonare al numero verde 800 032 973 dell'ULSS 6 Euganea o scrivere a emergenza covid-19 @auls6.veneto.it per richiedere il tampone che sarà eseguito presso una delle sedi distrettuali. I rischi di contagio sussistono, precisa l'azienda sanitaria, solo per i contatti stretti della comunità camerunense e non per eventuali contatti occasionali. E nella partita Stato-privato i Benetton cedono su Autostrade e accettano l'uscita graduale. Intanto i sindaci del territorio ci mettono la faccia e si schierano contro il governo, prendendo le parti della famiglia trevigiana. Sindaci trevigiani schierati in difesa dei Benetton e degli interessi del tessuto sociale che gravita attorno alla famiglia e che si ripercuote sui comuni, sui cittadini, in particolare di Treviso, Ponzano Veneto e Villorba. Tema caldo il ponte Morandi a 2 anni dal crollo che portò alla morte di 43 persone e la trattativa su Autostrade che ha avuto una svolta nella notte durante un infuocato Consiglio dei Ministri in cui la famiglia Benetton ha accettato i vincoli imposti dal governo Conte con l'accordo di un'uscita progressiva di Atlantia da Autostrade e l'ingresso dello Stato con Cassa Depositi e Prestiti. Una posizione, quella dei pentastellati in particolare, che ha sollevato l'indignazione dei 3 sindaci sul cui territorio insistono le sedi operative del tessile e residenziali della famiglia Benetton. Il governo credo abbia sbagliato indirizzo, nel senso che alla fine è giusto che qualcuno paghi, c'è un consiglio di amministrazione, c'è un CDA, ma non può essere a pagare una società nella quale fanno parte assicurazioni e banche e sotto questi ci siano migliaia di risparmiatori che hanno investito i propri risparmi. Un triangolo della solidarietà, quello dei 3 sindaci uniti nella difesa del buon nome di un imprenditore che tanto ha dato al territorio sotto forma di posti di lavoro, investimenti, impianti sportivi. Io credo che ci voglia rispetto nell'affrontare le tematiche. Ovviamente la questione del Ponte Morandi è una questione delicata, una questione che ha visto anche parecchie vittime, però io credo che la caccia alle streghe che questo governo, in particolare il Movimento 5 Stelle, ha scatenato contro la famiglia Benetton non sia corretta. Una partita politica, insomma, che ha superato la fase di stallo mettendo un punto sulla battaglia tra Stato e privato. E adesso facciamo un passo indietro, è arrivata la tabella, il report della ULSS regionale in merito ai nuovi casi da coronavirus e sono 6 i casi in più registrati nella nostra regione. Si tratta di una donna italiana di 42 anni, nata in Slovenia ma residente a Padova, un uomo italiano di 73 anni sempre del Padovano, e poi c'è un caso in fase di approfondimento ed è quello di un ragazzo di 17 anni, ancora un uomo nigeriano di 55 anni di Padova, una italiana di 62 anni di Rovigo e un italiano di 70 anni sempre di Rovigo. Naturalmente tutti gli aggiornamenti continueremo a fornirveli nel corso delle continue edizioni dei nostri telegiornali. Adesso parliamo di una tragedia, una sciagura in montagna con una duplice tragedia. È accaduta nelle montagne bellunesi con una donna di 54 anni di Ravenna che è morta sul monte Coppolo precipitando in un dirupo, stessa sorte per un pensionato milanese di 74 anni.
Due tragedie nel giro di poche ore sulle montagne bellunesi, la prima nel Feltrino, la seconda in Alto Agordino. Sul Monte Copolo ha perso la vita una turista di Ravenna. La donna, infermiera di 54 anni, è morta precipitando in un dirupo. Il suo corpo è stato individuato e recuperato alle prime luci dell'alba di stamani dall'elicottero di Trento Emergenza. Maria Cristina Zanellato era in vacanza con il compagno alla Mon. Ieri mattina era partita presto per un'escursione in solitaria. Attorno alle 12:30 la donna aveva mandato al compagno un selfie dalla cima del Monte Copolo, ma a casa non è più rientrata. Il compagno ha dato l'allarme che ha fatto scattare le ricerche, per le quali si è rivelata preziosa proprio quell'ultima foto inviata con il cellulare. Da quell'immagine i soccorritori sono risaliti a un escursionista fotografato assieme a lei. L'uomo ha raccontato di essere partito più tardi rispetto alla donna e di avere trovato lungo la discesa in cresta un cappellino e una bandana che aveva raccolto per riconsegnarli di persona, pensando che la turista li avesse persi. Una squadra di soccorritori accompagnata da persone del posto e da un soccorritore del soccorso alpino della Guardia di Finanza si è distribuita lungo i sentieri finché sopra un salto verticale è stato rinvenuto un bastoncino che apparteneva all'escursionista. Lungo la stessa verticale è stato ritrovato il corpo della donna, la cui salma è stata trasportata alla camera mortuaria dell'ospedale di Feltre. Pochi minuti prima delle 11 di oggi, invece, la seconda sciagura. Un pensionato milanese di 74 anni è precipitato dal sentiero che dal Monte Padon porta al bivacco Bontadini. L'anziano si trovava con una guida alpina e altri 6 escursionisti quando è improvvisamente inciampato finendo nel vallone sottostante. Allertati i soccorsi, in zona sono arrivati gli uomini del soccorso alpino di Rocca Pietore con il personale del SUEM. Il corpo dell'uomo è stato recuperato e trasferito nella cella mortuaria del cimitero di Rocca Pietore a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per entrambi gli incidenti i rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. E adesso l'Election Day del 20 e 21 settembre prossimi, dopo la decisione del governo, il decreto del presidente del Veneto Luca Zaia, che resta però critico sul rinvio del voto a dopo l'estate. Confermo che il Veneto andrà all'Election Day il 20 e 21 settembre. Finalmente il governo è arrivato a questa sofferta decisione. Se avessero tuttavia accolto la proposta dei presidenti delle regioni, si sarebbe già votato in un periodo sicuro dal punto di vista sanitario. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato il decreto che recepisce la decisione del Consiglio dei Ministri di indire le elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Sardegna e 09 del Veneto, le elezioni amministrative e il referendum sulla riduzione dei parlamentari in quella doppia data in cui si voterà quindi anche per le regionali. Più volte Zaia ha ribadito di voler optare per l'Election Day e i risparmi che comporta in termini di spesa pubblica, oltre che di contenimento dei rischi legati al Covid, ma sia lui che la sua squadra rimangono critici sulla scelta di rinviare all'autunno l'appuntamento con il voto. Il presidente Zaia aveva chiesto che ci potessero essere le elezioni a giugno o a luglio, ci hanno detto che c'era il Covid e quindi hanno deciso che a settembre non ci sarà più il Covid, evidentemente, perché se si va al 20 e 21, e ci hanno anche spiegato che non si poteva andare a giugno e a luglio perché bisognava dare la stessa possibilità, la stessa opportunità a tutti i candidati e quindi dicevano in un lasso di tempo breve avrebbero avuto maggiori chance gli uscenti perché già conosciuti. E allora, se è vero questo, mi chiedo per quale motivo il governo abbia firmato solo stanotte l'indizione delle elezioni il 20 e il 21. Se davvero il tema del tempo a disposizione era il tema, avrebbero dovuto firmarlo molto prima. Quindi anche questa è un'incongruenza che francamente non capiamo, ma noi siamo pronti da sempre, non è un problema. E sulla data elettorale abbiamo sentito cosa ne pensano i vicentini, che restano decisamente perplessi e dubbiosi. Siamo un po' in difficoltà secondo me perché non sappiamo più chi votare, a dire la verità. Ma è il rinnovo della Regione Veneto? Sì, però c'è da pensarci. C'è da pensarci, secondo me. Lei la data, il 20 e il 21, va bene? Non lo so perché con tutte queste situazioni del coronavirus non sappiamo, speriamo bene, dai, vediamo positivo. È giusto che anche lui abbia la sua riconferma, qualcuno la strumentalizza dicendo è stata una continua campagna elettorale. Insomma, non lo so, se volevamo finire come la Lombardia credo che sarebbe stato peggio. Vorrei che tutti andassi o non andassi a votare, ma lo facessi consapevolmente.
Con questa ripresa abbiamo ripreso un po' tutti, però... L'ultimo suo pensiero è il voto? No, assolutissimamente no, un voto è fondamentale, è importantissimo, però non sono informata, quindi mi informerò, così potrò andare a votare anch'io ed esprimere il mio parere. Va bene la data del 2021? Ma secondo me sì, però io penso che non tutti votano, perché non ci credono tanto alla politica adesso. Nei tuoi tempi consentiti, no? Anche dal Covid. Sì. Ma lei ha paura di andare a votare il 2021, più settembre, ma con il rischio del ritorno del Covid? No, non penso, non c'è nessuna paura. Si spera che non ritorni comunque. Specializzata. Vedremo. Non la vedo convinta. No. Non è convinta di andare a votare o non è convinta di andare a votare? Andrò. Guardi, mi dia un consiglio. Io sono di bocca buona, destra, sinistra, centro, va bene tutto. Un partito di persone oneste e competenti, cosa potrei votare? Lo dovrà decidere il 2021? Sì, nel frattempo come faccio a decidere? Quello che dicono prima corrisponde a quello che fanno dopo. Arrivederci. E adesso a San Donà di Piave, dove è stata la fanfara dei bersaglieri ieri sera a chiudere la giornata di commemorazione in ricordo dei 4 ragazzi tragicamente scomparsi un anno fa nell'incidente di Jesolo. Un lungo applauso ha accompagnato il lancio dei palloncini con i nomi di Riccardo, Leonardo, Leonora e Giovanni, un brivido ha così percorso Piazza Indipendenza nel cuore di San Donà, ma un anno esatto dal tragico incidente il loro ricordo è stato affidato alle note apparentemente spensierate della fanfara come finale di una giornata di ricordo. Tanti giovani presenti, a loro si è rivolto il sindaco Cereser. Io non sono di quelli che pensano che i ragazzi sono il nostro futuro. Io sono di quelli convinti che i ragazzi sono il nostro presente. È importante aver fiducia in loro e star loro vicini anche quando magari non condividiamo tutto quello che fanno. C'è però chi ha invocato giustizia, come il sindaco di Musile, che come tutti guarda alla data del 18 luglio, quando è attesa la sentenza nei confronti del 27enne romeno accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. La richiesta del PM è di 8 anni di reclusione, troppo esigua per i familiari. E vi dico che ci sarà anche presto il tempo della giustizia, quindi abbiate un attimo di pazienza, ma sono sicura che chi ha sbagliato pagherà per quello che ha fatto. E dal palco è partito anche un pesante j'accuse del sindaco di Jesolo, protagonista in queste settimane di diverse ordinanze contro la movida selvaggia. Purtroppo io vedo e noto da sindaco, ma non solo da sindaco, che troppi giovani, tantissimi giovani, giovanissimi ripeto, vengono a Jesolo non per divertirsi, per far conoscenze, per mangiare la pizza, ma vengono, adesso si usa il termine sballare. Mi chiedo, ma perché? Perché sta succedendo questo? E quindi io non ho ovviamente una risposta, cerco di darmela come penso tutti voi. E quindi mi chiedo, ma dove stiamo sbagliando? E nella serata dedicata ai 4 angeli c'è spazio per tanti grazie, come quelli pronunciati dalla mamma di Riccardo, Romina Ceccato, che ha presentato la sua Alba, associazione che si occuperà di informazione e sensibilizzazione sui temi della sicurezza. L'obiettivo è principalmente uno: possa essere utile a salvare altre vite o perlomeno a collaborare. Le note della fanfara hanno fatto il resto, su tutti il brano 20 anni, un inno alla giovinezza, anche a quella che non c'è più. E adesso a Treviso, con la questura che ha sospeso per 5 giorni la licenza ad un bar a Santa Maria del Rovere dopo la violenta aggressione ad una 70enne del posto presa a pugni da un cliente. 3-4 di sicuro, perché il primo è stato forte e quindi ero rimasta appunto rincretinita e mentre pensavo o di parlare o di reagire o di andare via, improvvisamente lui faceva dei saltelli quasi come un pugile.
Presa a pugni nel proprio giardino senza alcuna pietà e senza nessuna remora nemmeno per la differenza di età. Fotogrammi che questa signora trevigiana ultrasettantenne, che non vuole apparire in viso per ovvi motivi di sicurezza, ripercorre con lucidità. Tutto succede la sera del 18 maggio nel quartiere di Santa Maria del Rovere in via Gasparinetti. Finito il lockdown, alcuni avventori del bar da Orazio si ritrovano fuori dal locale. Tra loro c'è l'aggressore che se la prende con la donna residente di fronte perché sospetta sia lei ad aver chiamato poco prima le forze dell'ordine. Ho il dubbio che sia stato proprio mandato da tutto il gruppo, perché erano ore che era lì e penso che abbiano pensato quella lì è una di quelle cattive che ci dà fastidio. Da qui il provvedimento della Questura di Treviso che ha disposto la sospensione della licenza del bar per 5 giorni dopo aver verificato che tra gli avventori ci sono diversi soggetti pregiudicati o pericolosi. Un provvedimento che non è una sanzione nei confronti dell'esercizio ma una misura di prevenzione che però lo stesso titolare, il signor Orazio, contesta. Se succedeva dentro il bar potevo ammettere, è successo, non so, è colpa mia, non è colpa mia, ma non è successo dentro il bar, perché queste cose così? Ma perché si devono accanire così con i gestori che stiamo morendo di fame? Ma perché? Io avevo un altro bar, l'ho dovuto chiudere per coronavirus perché non ho più le forze, ho venduto un appartamento, non so più dove sbattere la testa. Lei ha paura, signora? Diciamo abbastanza. Ho sempre vissuto male, poi quando esco con la macchina davanti a questi ubriachi continuamente, che mi hanno poi derisa per giorni e giorni. E questa era l'intervista alla pensionata brutalmente aggredita, a tutela della quale, come avete certamente capito, abbiamo rispettato, secondo le sue richieste, la sua privacy. Adesso andiamo a Mestre con l'ultima rilevazione di Confesercenti in merito all'andamento economico in città e con addetta appunto di Confesercenti di come il coronavirus non abbia peggiorato di molto la situazione delle attività economiche del centro. La semestrale rilevazione di Confesercenti sullo stato di salute delle attività economiche del centro di Mestre non poteva arrivare in un momento più significativo di questo. La precedente era stata infatti realizzata a febbraio, poco prima del lockdown. Ciò significa che in base ai dati raccolti è possibile stabilire quanto il coronavirus abbia inciso sul tessuto commerciale cittadino. Sostanzialmente c'è una stabilizzazione del numero di attività vuote, di vuoti urbani, di negozi sfitti, che si attesta attorno al 24%. Era poco sotto il 23 a febbraio, quindi per il momento non ci sono dati eclatanti di peggioramenti o di questa natura. La buona notizia è quindi che l'emergenza economica provocata dal Covid-19 non ha intaccato, se non per ora in minima parte, le attività commerciali del centro di Mestre. La brutta è che non l'ha fatto perché nel centro di Mestre il commercio era già in crisi di suo. Nel 2012 il dato dello sfitto era attorno all'11% e nel 2020 appunto è il 24%. Teniamo conto che generalmente quando si fanno analisi di questo tipo un dato che superi il 12-13% è considerato di forte crisi, quindi noi siamo oltre il doppio di quello che dovrebbe essere il limite per considerare in crisi un centro urbano dal punto di vista dell'offerta commerciale. La zona presa in considerazione va da via Palazzo a via Mestrina, da piazza Barchi a via Circonvallazione, un'area di Mestre che comprende circa 700 vetrine tra attività commerciali, bar, ristoranti, parrucchieri, artigiani, banche e quant'altro. Tra quelli in difficoltà sicuramente l'abbigliamento, la ristorazione che ancora oggi risente di restrizioni e di poca propensione appunto per i clienti a tornare nei ristoranti. Gli alimentari di vicinato invece magari in questo periodo hanno recuperato quote di mercato anche rispetto ai centri commerciali. Adesso c'è la pubblicità, ci vediamo tra poco. Eccoci rientrati in onda in diretta. Adesso vi raccontiamo la storia di un giovane imprenditore, di come voglia far concorrenza niente meno che alla regina Elisabetta. Manco a farlo apposta, dopo il gin della regina Elisabetta, ecco spuntare il gin a radicchio tardivo, prodotto in Veneto e targato ovviamente made in Treviso. Il lavoro è stato praticamente che noi quando siamo venuti qua
Poi abbiamo lasciato in vasca il radicchio. A far concorrenza a Buckingham Palace l'idea di Andrea Mansi di Roncade, 26 anni appena, in tasca una laurea in Public Policies conseguita in inglese, un anno di lavoro al Parlamento Europeo a Bruxelles e per la verità pure un soggiorno in UK. Londra, poi Buenos Aires dove sono stato in intercambio, ma così come poi in realtà Washington dove è stata una tappa fondamentale, a Capitol Hill ho potuto lavorare alla Lincoln Park Strategies e Bruxelles infine. Sono tutte state esperienze che sono servite sicuramente per il mio curriculum ma anche per il mio modo di pensare e di vedere il mondo. Ma le radici lo richiamano qui, tra filari d'uva, alberi da frutto, roseti e arnie cariche del più dolce tra i nettari nell'espressione più che evocativa della sua terra, fatta di lavoro, fatica e del fiore d'inverno. È un modo per valorizzare il nostro prodotto per quanto riguarda il territorio di Treviso ed in particolare poi in questo momento storico il radicchio è simbolo di resilienza. Ed ecco che l'idea imprenditoriale trova corpo nelle radici dell'esperienza e del suo amico contadino Gianni che cura tra i campi il radicchio. Io sono l'amico del suo papà e parlando così abbiamo parlato del radicchio e lui gli interessava e è venuto a vedere la procedura di tutto il radicchio. E poi la sera lavori in pizzeria, è così? Eh sì, perché sento la responsabilità di dover continuare una tradizione che ormai si è passata di generazione in generazione e che deve continuare, quindi quello che dico ulteriormente ai giovani di pensare che casa è un'opportunità e le radici in questo sono fondamentali. È tutto per questa edizione, ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Estate un po' sottotono con qualche temporale e senza caldo intenso. Il dettaglio di giovedì 16 luglio. Sul Veneto prevale il bel tempo, sarà soleggiato in pianura e verso la costa, qualche addensamento in più in montagna e qui nel pomeriggio e in serata potrebbero verificarsi degli acquazzoni in estensione col passare delle ore anche alle zone limitrofe. Temperature gradevoli, minime fino a 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, sole su tutto il territorio regionale al mattino, dalle ore pomeridiane rovesci sui rilievi possibili fin sulle zone pianeggianti. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, valori massimi sui 26-27 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, qui avremo occasionali temporali alternati a pause più asciutte e anche maggiormente soleggiate. Temperature minime sui 14-15 gradi, massime sui 26-27 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Ad accogliervi sarà Conegliano.